Scatman's World. Bene raga, ciao a tutti dal cubettone veneziano, siamo di nuovo sulla Track Simulator 2, abbiamo preso il DLC Francia, viva la France, e Fioi purtroppo, allora, casini vari, ho praticamente dovuto rifare 2-3 carriere ragazzi, cioè ero arrivato al livello 20-21, veramente adesso basta, ho deciso di non mettere più mod, tanto i DLC ufficiali hanno reso la mappa molto molto ampia, con la Scandinavia, l'Est Europa e la Francia. C'è anche Venezia nella mappa base, quindi a questo punto cominciamo, cioè ricontinuiamo la carriera con la Venezia nei trasporti, però chiaramente, come si dice, i soldi che mi sono fatto con un mazzo tanto nelle due carriere, me li sono portati di qua chiaramente, perché sennò cioè, veramente è frustrante, però è chiaro che si riparte da zero, quindi devo cominciare con i camion di merda, con pochi aggiornamenti, piano piano andare su, e l'obiettivo ragazzi insieme, quello che voglio fare insieme a voi se avete voglia, è riuscire a esplorare tutta la mappa con tutte le città, e non sono proprio poche, contando che è comunque la mappa base senza mod, robe varie, e cercare di prendere tutti i camion, almeno un camion per marca, ecco. Mi piacerebbe tutti quanti i top, però la vedo dura. Chiaramente, ripeto, mi sono messo i soldi per le tre... aspetta un attimo, scusate. No, fanculo anche la musica, un attimo. Ciao. No, dicevo... mi sono messo i soldi perché cioè, comunque ho fatto 1200 video, la carriera lunga, purtroppo ho perso tutto per colpa dei file corrotti con le mod. Adesso basta mod, però i soldi me li sono portati dietro e vaffanculo. Alla fine tra prestiti e soldi incassati era circa 650.000 euro, ho messo 600.000 e vaffanculo. Quindi si riparte da zero, l'obiettivo di questo continuo di Venezia nei trasporti è intanto portare avanti i budget della Venezia nei trasporti e in secundis cercare di finire la mappa, tutta la mappa, e di avere tutti i camion possibili, quantomeno uno per marca. Ok, adesso però ragazzi, sottoporto sempre con lo Scania che è la mia marca preferita, però stavolta vorrei proprio cambiare completamente e partire con un Volvone. Ho voglia del Volvone ragazzi, cioè... lo Scania me lo prende direttamente il top, cioè lo Streamline che è il mio preferito. Però della Volvona, ora vediamo un attimo, ora andiamo a Verona. Visita il concessionario, yes. Oh madonna, vabbè. Ecco, questo è già un po' più carino, già questo non possiamo. Vediamo i top. Vedi quelli grossi, livello 12, 16, vabbè. No dai, alla fine questo qua mi piace anche, quindi dai, diciamo, ecco, come Volvo ci teniamo questo. Questo sarà il nostro Volvone. Personalizza configuration. E si riparte ragazzi, riparte la Venezia nei trasporti, qua non possiamo cambiare un cazzo, cioè, questo è tutto rifarmelo io, fioi. Però i soldini di tutti i viaggi che mi sono fatto, vaffanculo, cioè veramente era deprimente. Ok, mamma mia. Vabbè, insomma, proprio diciamo che l'interno non è proprio meraviglioso, però tante livree. Allora, con quale partiamo? Allora, ho anche quella veneziana ufficiale, pazzesco. Eh, siamo in clima natalizio, quindi ci può stare, diciamo, una così, adesso vediamo. Però guardatela questa. Cioè, il gondolaro veneziano, cioè, è pazzesca, con le gondole, veramente... L'hanno fatta, non so perché, ma l'hanno fatta forse in onore del Cuba, non lo so. E dopo queste qua chiaramente tutte da scaricare. Allora ragazzi, allora per cominciare, dai, mi sembra giusto... Però 20.000 euro che spavano. Non lo so, sapere non lo so. Potremmo andare, dai, andiamo con questa natalizia, visto che siamo a dicembre, partiamo così, poi quella dei gondolari la mettiamo magari sull'Iveco, perché comunque andiamo anche con l'Iveco. Tanto le cambiamo sempre, quindi le variamo ogni volta. Boh, teniamo questa, dai, fanculo. Qua chiaramente non so quante cose... Madonna, non si può fare un... No, vabbè, cioè... È un po' triste vedere che dobbiamo rifare tutto da capo, che bello. Beh, chiaramente la bandierina italiana la voglio, cioè nel senso, la bandierina italiana e si ricomincia ragazzi. O quantomeno riprendiamo. Neanche qua perché sono a livello 2, vabbè. Non abbiamo niente ragazzi, non possiamo fare nulla per il momento.
Ma il premuto non facciamo un cazzo, dai, teniamolo così, vediamo gli interni se possiamo migliorarli leggermente. No, questo anche no, mi fa cagare. Questo lo mettiamo. Vediamo se possiamo aggiungere qualcosa. Qualche accessorio lo possiamo mettere. Allora il telefono. Poi mettiamo questo. E il portafoglio. Qua possiamo mettere il paninazzo. Ma il paninazzo onto. E me lo godo. Qua mettiamo il computer. Beh, dai, qualcosa lo possiamo mettere, dai, che se siamo all'inizio. Ok. Perfetto, il volvone c'è e me lo godo. Conferma. Ok, spendiamo 133.000 euro. Ok. Eccoci qua, il nostro primo camioncino della nuova esperienza con la Veneziani Trasporti 2.0. Guardalo, bello fiero, bello cazzuto, ok. Ok, ok, ok. Allora. Adesso mail. Ok, vabbè, affanculo. Ciao. Offerte di lavoro, vediamo il nostro primo viaggio, dobbiamo subito andare in Francia, chiaramente il prima possibile. Noi siamo a Venezia. E andiamo... ci sono tutti quanti così, chiaramente. Allora facciamo Venezia-Milano. È già un viaggio bello lungo. Vediamo il nostro... Eccolo qua. Il nostro Volvone griffato a Natale. E me lo godo. Vai, perfetto. E si ricomincia, raga. Si ricomincia con la Veneziani Trasporti. Adesso voglio mettere anche la action cam in prima persona. Voglio mettere in prima persona così da far vedere il volante e tutto. Ci sto lavorando, fe. Ok, andiamo anche un po' oltre, chi se ne frega, insomma. Siamo col Tom Cruise Control e si va a fiori. Ritorniamo qua da Venezia, chiaramente il nostro quartier generale. Mamma mia. E già cominciamo con i vaneggi comendiani, me li godo. Quanto me li godo i vaneggi comendiani, fe. Ok, lavoro autonomo. E si gode. Venezia-Milano, accetta il lavoro. Quindi questo è l'obiettivo di questa carriera, ragazzi. Di questa nuova carriera che sboccio, ne ho fatti di video su Aerotrack, cioè dovete capire se veramente, cioè se mi sono messo i soldi è solo perché me li sono conquistati con tipo, non so, non mi ricordo quanti video ho fatto, ma ne ho fatti veramente parecchi. No! Mamma mia, cominciamo subito a cannone. Devo prendere la mano, fino a un gioco da una vita, non gioco. Guarda che bello! Il mio volvino piccino, me lo godo. L'obiettivo di avere subito in Francia, comunque far vedere il tutto. Ok, ci sia ragazzi, andiamo. E si parte, fine destinazione Milano. Sono 227 km di passione. Ok, mai usato il Volvo. Sì, volendo potrei anche levarlo, quello là sarebbe molto più reale. No, aspetta, ho sbagliato, devo ricordarmi i tasti. Ok, perfetto, il Tom Cruise Control è qua. Proviamo a toglierlo, da rendere tutto più reale. Ecco, subito cominciamo con il semaforo. Tic tac, tic tac, tic tac, tic tac. E così ragazzi, la Veneziani Trasporti torna a lavorare, vorrei prendere anche American Truck, ragazzi, aspetto i vostri consigli. Su cosa fare perché voglio giocare un po'. Ah, gli Eurotrack, ok, ma che andiamo. Diciamo che Volvo, non lo so, adesso dipende però. Chiaramente non per tutte le marche ci sarà il top di gamma, chiaramente, però li voglio tutti. Dai ragazzi, sono il cume, dobbiamo andare veloci, dai raga, su. Ok. No, basta purtroppo modo, ragazzi, perché... Guarda, guarda questo, guarda questo.
Perché non posso perdere due carriere, ho perso ragazzi, una al livello 25 e una al livello 20, cioè, è un po' deprimente ragazzi, è un po' deprimente. Passiamo a Mestre, cazzo, con la stazione. Dai, oh, madonna, sti semafori, madonna. Che bisogna per forza rispettare il codice della strada, ma è una roba che non ho mai capito, sinceramente. Ok, allora. I chilometri sono alla sinistra, ho fatto 3 chilometri con il mio Volvone, 4 adesso, e mi li godo. Ok. Vediamo se capisco qualcosa con... così. Perché se rispetto alla velocità me ne fotte un cazzo, con tutto il rispetto, eh. Vai. Dobbiamo andare per di qua, direzione Milano-Sana. Mamma mia, frena. Cos'è un appunto questa? Bei tempi con le mod, ma ripeto, esce un aggiornamento ogni 10 secondi e si rimballa tutto. Sti capita l'aggiornamento sbagliato, perdi i salvataggi. Cioè, no. Se voi sapete il modo per non perdere i salvataggi posso anche rimettere le mod più avanti, però sinceramente non ho molta voglia di rischiare, ecco, perché è abbastanza deprimente, ragazzi, ve lo assicuro. Adesso cerco subito di migliorare il raggio e andare subito in Francia, perché voglio vedere il DLC Vive la France e anche quello della Scandinavia, che fondamentalmente noi non l'abbiamo visto quello ufficiale, abbiamo visto quello fatto dalla TSM, insomma la mappa ufficiale, non ufficiale, la mod. Ecco, andiamo. Adesso cominciamo a pompare, pompa Cuba, pompa. Siamo già al casello. Che poi nella mappa originale di città italiane c'era solo, mi sembra, Verona e Milano all'inizio, ancora parlo, quando è uscito il gioco tipo 670 anni fa. Invece hanno messo anche Venezia e Torino, no, forse c'era Verona, Milano e Torino, però Venezia non c'era all'inizio, infatti mi ricordo che avevo scelto Verona. La 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 la. Ok. Guardate che mi arrivano messaggi sul telefonino. Bello, comunque purtroppo non posso mettere le migliorie, le tende, le cose così perché non ho ancora il livello necessario. Però vabbè, chi si accontenta gode. Solo che le... Mamma mia ragazzi, sto camion è lento veramente. Mi sembra una... la Minardi dei bei tempi. Mamma mia. Che tristezza di camion. D'altronde, questo devo ricominciarlo per forza, però... Ripeto, almeno la Veneziana dei Trasporti ci ha trasferito i conti in Svizzera, ce li ha portati qua. Vai, adesso devi spingere come un porco però, eh. Però il fuel, dove lo vedo qua il fuel? 1357, 2700. Vediamo se è quello. Sì. Forse è quello, ragazzi. Ok. Perfetto. Quindi è quello. Teniamolo d'occhio. E noi tiriamo, chi se ne fotte. Il Kuma deve tirare, ragazzi. Questo è l'obiettivo kumendiano, cioè... Che madonna, sto clacson è veramente deprimente. Guarda, guarda questo! Guarda, guardalo, guardalo. Una vergogna, fioi. Ci ricordiamoci di guardare anche la mappa, perché io sto andando dritto. Per fortuna che fino adesso non c'era da girare, ma... Ma il Cume veramente se non è il Cume, fioi, se non fa le cagate.
Tan, tananana, la 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 la. Fai dopo Motorsport Manager e Formula 1 che sboccia, sto tirando come un porco anche qua su Eurotrack. Dobbiamo andare dritti in direzione a Milano. Noi siamo in corsia di sorpasso e chi c'è, cioè, come non ci fosse un domani, fio, e chi se ne frega del resto. Dai, 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 tira, 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 tira. Adesso speriamo dopo Viva la France, magari come ultimo DLC, che ormai l'Europa è fatta, onestamente, un bel Viva l'Italia! Con la possibilità di avere tutto il sud fatto da loro, però sono lentissimi quella della SCS, che cazzo sei? Sono veramente lenti. Mamma mia, guarda come stiamo spingendo come dei depravati. È che non so quanto cioè non ho una stima di chilometri. Però teniamo così, dai, più reale. Siamo in piena autostrada qua. E anche il sonno, queste cose qua, come cazzo le capisco? Beh, la benzina, se è il sonno, non vabbè. Grande Volvone. Guarda come stiamo tirando col Volvone, signori. Attento, Cum, mamma mia, l'ho vista brutta qua, eh? Dove siamo? Al Catullo di Verona? All'aeroporto Catullo. Siamo all'aeroporto di Verona. Possiamo essere già a Malpensa, mi sembra un po' impossibile. Guarda come stiamo spingendo a cannone proprio. Mamma mia, piano. Se qualcuno deve girare per Milano-Torino, noi andiamo dritti per Milano-Berna. Teoricamente. Infatti, è così. Buono, prima il viaggio sta scorrendo via alla grande, top mondo proprio. Ma siamo già arrivati. Ok, siamo al casello. Piano. Ok. Dove siamo? Eh sì, cazzo. Porca, allora eravamo a Malpensa, cazzo. Mamma mia. Boh. Ma... No! Ma dai, stavo un attimo guardando di là, ma vaffanculo però. Ah, che sfiga. Viaggio perfetto, arriva il coglione di merda. Ah, il cume è spettacolare. Comunque, guarda che bare, guarda, il nostro polvino firmato, griffato Natale. Vabbè, solamente mi consiglio che voi sulla livrea. Avete visto un po', ce ne sono un casino. Ora ci teniamo questa, c'è addirittura quella di Venezia, ragazzi, cioè per il gondolaro comendiano. Ok, svoltiamo a Milano, Milano Center. Piano, come piano. Cioè, per esempio, non mettere Roma, cazzo, potrebbero mettere queste più Roma e Napoli, secondo me. E un'isola, magari, non so, fare la Sardegna, che cacchio ne so. E siamo a Milano, pa 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 pa.
Siamo a Milano Centrale, ragazzi. Milano, na na na. Piano. Vabbè, sono andato un po' oltre. Guardalo che fiero, guarda che fiero il pupazzo di neve con il pacco duro. Quella carota al pacco, fieri. Possiamo andare? Tic toc, tic toc, tic toc. Per avere tutte le marche dobbiamo veramente fare tanti soldi, io ve lo dico. Aspetta però perché... Io mi metto sempre nei semafori nella posizione peggiore del mondo. Siamo arrivati comunque. Siamo arrivati al viaggio tranquillo, a parte quel mini incidente là di quel pazzoide di merda che, cazzo, sto guardando le mie robe, non devi rompermi le palle, c'è la guida, il Kuma fa quello che vuole, questa è una cosa abbastanza ufficiale. Possiamo parcheggiare facile allora. Adesso sono cazzi miei, adesso ci divertiamo, fioi. Perché il Kuma parcheggiare è un maestro. Oh yes. Grande. Eccellente, eccellente, eccellente. Andiamo, siamo a livello 1. Livello 1, eravamo a livello 100, vabbè. Lasciamo perdere, lasciamo perdere. Un po' deprimente, mettiamo lungo raggio, chiaramente, perfetto. Applica, applica. Buono raga, sotto il comandante veneziano, la Veneziana Trasporti è tornata. Ciao!